Pensiero del giorno. Sabato 5 luglio. Vedere nuove le persone con cui viviamo. Patto di misericordia. Nella vita del primo focolare c'è un'esperienza che nasce dall'applicazione del voler bene prendendo l'iniziativa. All'inizio non è stato sempre facile per un gruppo di ragazze vivere un amore radicale. Eravamo persone come tutte le altre, ma sostenute da un dono speciale di Dio per avviare il movimento. Ecco perché anche tra di noi, nelle nostre relazioni, poteva depositarsi un po' di polvere e l'unità diminuiva. Questo accadeva, ad esempio, quando ci rendevamo conto dei difetti e delle imperfezioni degli altri e li giudicavamo, così che la corrente dell'amore reciproco si raffreddava. Un giorno, per reagire a questa situazione, ci venne l'idea di stabilire un patto tra tutti noi, che chiamammo patto di misericordia. Decidemmo che ogni mattina, al focolare, a scuola, al lavoro, eccetera, avremmo visto i nostri vicini come nuovi di zecca, senza ricordare i loro difetti, coprendo tutto con l'amore. Si trattava di avvicinarsi a tutti con questa amnistia totale nel cuore, con questo perdono universale. Era un impegno forte, preso da tutti noi insieme, che ci aiutava a prendere sempre l'iniziativa di amare, a imitazione del Dio misericordioso che perdona e dimentica. Chiara Lubic, L'arte di amare, Città Nuova Editrice. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita. Luglio 2025. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Vangelo di Luca, capitolo 10, versetto 33.